Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. La drammatica storia di Gloria, violentata a 11 anni nel 2015 ad Aragona, nell'Agrigentino. Insieme alla madre ha condotto una coraggiosa battaglia giudiziaria ed è riuscita a far condannare gli stupratori. Per fermare la violenza serve gridare e non avere vergogna, ha detto ai nostri microfoni. Nel trapanese allarmante, reati da codice rosso, in modo particolare quelli legati al maltrattamento in ambito familiare, non solo ai danni delle donne ma anche dei genitori, un reato questo legato all'uso degli stupefacenti. Beni per 2,5 milioni di euro sequestrati all'ex rettore di Messina Salvatore Cuzzocrea, indagato per plurimi reati di peculato. L'inchiesta verterebbe su un uso privato dei fondi dell'Ateneo e su rimborsi spesa non collegati con le attività di ricerca. Sanità stop alle analisi cliniche gratuite in tutta la Sicilia. Da oggi nei laboratori solo prestazioni a pagamento. La protesta davanti alla sede del governo regionale. L'alta velocità in Sicilia. Dopo il raddoppio di un tratto di binario è tornato il collegamento ferroviario sulla tratta Catania-Palermo. 7 anni di lavori e 600 milioni di spesa. 3 ore per raggiungere Palermo e viceversa. Apre ad Agrigento la mostra sull'oro rosso di Sciacca. Corallo, gioielli e mappe storiche raccontano una straordinaria epopea tra mito e storia. E poi il calcio, in casa Catania l'infortunio di Cicerelli costringe Toscana a soluzioni alternative sulla tre quarti. Il vicepresidente Grella ha costruito un gruppo capace di affrontare le difficoltà. Dunque, bentrovati ad Aragona, nell'Agrigentino. Una ragazza oggi maggiorenne ha trovato il coraggio di raccontare pubblicamente lo stupro subito a 11 anni e la battaglia giudiziaria condotta insieme alla madre fino alla condanna dei responsabili. Davide Sardo. Io sono stata vittima di violenza sessuale nel ormai lontano maggio 2015 e avevo solamente 11 anni, quindi oltre che vittima di violenza sessuale sono stata vittima di pedofilia e questo mi ha profondamente turbata. Ovviamente un evento del genere può solamente cambiarti la vita. Una storia di dolore, ma soprattutto di coraggio. Ad Aragona, durante l'incontro dedicato alla giornata contro la violenza sulle donne, Gloria, una ragazza del paese, ha trovato la forza di raccontare lo stupro subito proprio ad Aragona anni fa. Una ferita profonda che non ha però spezzato la sua volontà di reagire, denunciando i suoi stupratori e affrontando fino in fondo il percorso di giustizia. Io e mia mamma abbiamo denunciato. Ricordo che non è stata per me una scelta facile allora, d'altronde ero solamente una bambina, però ricordo di averlo fatto non soltanto per proteggere me stessa e chiedere giustizia, ma anche per evitare che ci fossero altre eventuali vittime là fuori. Io non sono stata l'ultima, purtroppo non lo sarò, e per fermare tutto questo, per evitare che molte altre bambine, molte altre donne soffrino, è importante lottare, è importante gridare, urlare a gran voce e non avere paura, non nascondersi dietro la vergogna. Vergognarsi non dobbiamo essere noi vittime, ma solamente chi ci ha stuprato e chi ci ha fatto del male. Oggi Gloria guarda avanti, la sua testimonianza diventa un appello a tutte le donne, non a rimanere sole, chiedere aiuto e denunciare, perché il coraggio di una può aprire la strada al coraggio di tutte. Nel trapanese allarme reati da codice rosso, in modo particolare quelli legati al maltrattamento in ambito familiare, non solo ai danni delle donne ma anche dei genitori. Un reato questo legato all'uso degli stupefacenti. Laura Spanò. Le leggi ci sono ma non basta, nonostante l'introduzione del cosiddetto codice rosso con il quale si pensava di risolvere in qualche modo il problema della violenza di genere in provincia di Trapani. I numeri mostrano un aumento di questi crimini. Non siamo riusciti ad assimilare quello che la Costituzione dice, cioè la creazione di un rapporto di eguaglianza. L'aumento che è legato da un lato senz'altro anche a un maggior numero di denunce che arrivano, che vengono presentate presso gli uffici, a una presenza nel territorio da parte delle forze dell'ordine
che controllano e intervengono spesso in quanto c'è un allarme, in quanto c'è una segnalazione. Tra i reati allarmanti quello del maltrattamento sulle donne, sui genitori, come dice lo stesso procuratore Paci. La gran parte, se non tutti i casi di maltrattamento che abbiamo sono collegati a vicende legati ai rapporti di coppia, sia tra coniugi, sia tra conviventi, tra ex conviventi, ex coniugi in fase di separazione. Adesso dei nuovi reati di cui stiamo prendendo consapevolezza, che riguardano per esempio sempre all'interno della famiglia i reati collegati all'uso degli stupefacenti. Trapani per esempio si è notevolmente aggravata la questione che riguarda l'uso delle sostanze stupefacenti da parte soprattutto tra i giovani, e questo ha per esempio una ripercussione in una nuova figura di reato che è la violenza commessa nei confronti dei genitori per procurarsi la sostanza stupefacente. I reati racchiusi nella cosiddetta violenza di genere sono crimini che ormai non si possono contestualizzare però ad una sola determinata fascia di popolazione, ma investe tutti. Beni per circa 2,5 milioni di euro sono stati sequestrati all'ex rettore di Messina Salvatore Cuzzocrea, indagato per plurimi reati di peculato. L'inchiesta verterebbe su un uso privato dei fondi dell'Ateneo e su rimborsi spesa non collegati con le attività di ricerca. Orazio Longo. La procura di Messina aveva chiesto i domiciliari contestando plurimi episodi di peculato all'ex rettore Salvatore Cuzzocrea, ma il giudice per le indagini preliminari non ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari. È lungo oltre 700 pagine il decreto con cui il GIP ha disposto il sequestro di beni per un valore stimato di 1.600.000 euro, eseguito dalla Guardia di Finanza, più altri 800.000 euro erotti, fermati con provvedimento d'urgenza della procura. Le indagini ruotano attorno a quello che sarebbe stato, secondo gli inquirenti, un sofisticato meccanismo attraverso il quale l'ex rettore, in qualità di pubblico ufficiale e responsabile scientifico di progetti di ricerca, avrebbe goduto di somme di denaro utilizzando ai fini di rimborso spese documentazione contabile artefatta o non inerente ai medesimi progetti. Fra le varie irregolarità contestate anche la presentazione di scontrini fiscali relativi ad acquisti effettuati per spese personali o la richiesta di rimborso di missioni effettuate per presunte attività di ricerca ma risultate coincidenti con la presenza dell'ex rettore a eventi ippici, mentre acquisti avrebbero riguardato materiali non collegati all'attività di ricerca ma a beneficio di un'azienda agricola riconducibile all'ex rettore. Indagini sono state eseguite anche su fatture emesse all'estero. Cuzzocrea, assieme all'ex direttore generale dell'Ateneo e a 4 imprenditori, è a processo per irregolarità nella gestione degli appalti, delle forniture e dei servizi per l'Ateneo. L'università è parte civile. Ferma restando la presunzione di non colpevolezza, confermo la massima collaborazione dell'Ateneo per ogni eventuale richiesta, dice l'attuale rettrice Giovanna Spatari. Si deve ritenere che il ricorso non dimostra la sussistenza di tutti gli elementi dei reati contestati e quanto sostiene la Procura Generale della Cassazione sul ricorso presentato dalla Procura di Palermo contro la soluzione di Matteo Salvini per il caso Open Arms nel processo per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Secondo l'accusa, Salvini aveva illegittimamente negato a un gruppo di migranti soccorsi in mare dalla Open Arms di sbarcare a Lampedusa nell'agosto del 2019. Nuovi messaggi truffa segnalati agli uffici dell'ASP di Catania dagli utenti che hanno riferito di aver ricevuto SMS e comunicazioni tramite app di messaggistica da numeri che si presentano falsamente come il centro unico prenotazioni dell'azienda sanitaria provinciale. L'ASP invita a non cliccare sui link contenuti nei messaggi, non richiamare i numeri indicati e non fornire informazioni personali o sensibili. E cambiamo argomento, stop alle analisi cliniche in Sicilia, esauriti i tetti di spesa, da oggi nei laboratori solo prestazioni a pagamento. Protesta a Piazza Indipendenza a Palermo, non possiamo andare avanti così, dicono i manifestanti. Il servizio di Marco Gullà. Tetti di spesa esauriti, ma soprattutto dialogo fra istituzioni e sigle dei convenzionati ritenuto insufficiente dai laboratori di analisi. Da oggi è stop alle analisi cliniche gratuite in tutta la Sicilia e davanti il governo regionale a Palermo scoppia la protesta. Da parecchi anni il budget assegnato
viene assegnata a fine anno. Ancora oggi al 26 di novembre noi non abbiamo budget, nonostante che avessimo concluso a maggio una concertazione. L'assessore poi aveva preso 2 mesi di tempo per fare il decreto, poi il decreto l'ho esitato a luglio, da allora 4-5 circolari che hanno confuso pure le ASP e in realtà siamo come sempre a dare prestazioni che poi alla fine non ci vengono pagate. Laboratori di analisi e ambulatori convenzionati non eseguiranno più quelle prestazioni erogate con la ricetta a partire dalla giornata di oggi. Nei nuovi contratti ci intimano di non spendere un euro in più, di non erogare una prestazione in più, e noi siamo costretti a mandare via i pazienti, che bisogna essere medici per capire quanto è profonda questa ferita per noi. E poi le liste d'attesa che non si riescono ad abbattere tra i temi della protesta odierna. La crisi sanitaria regionale, ma possiamo dire nazionale, determina una lunghezza nelle prenotazioni a discapito delle visite anche urgenti dei consumatori, degli utenti, che si vedono importanti esami diagnostici da fare in maniera preventiva con liste di attesa di 1 anno. Dopo il raddoppio di un tratto di binario è tornato il collegamento ferroviario sulla tratta Catania-Palermo e noi l'abbiamo provato. L'alta velocità in Sicilia è ancora lontana. Lorena Dolci. Eccoci sul treno diretti a Palermo. Dopo 2 anni e 7 mesi torna la tratta ferroviaria sospesa nel 2023 per l'apertura di un cantiere e riaperta il 3 novembre scorso. Si parte alle 9:32, puntuali. Stiamo passando sui 38 chilometri a doppio binario nuovi di zecca, da Bicocca a Catena Nuova. 7 anni di lavoro, 600 milioni di spesa. Vari interventi tra gallerie e cavalcavia hanno consentito di eliminare i 14 passaggi a livello esistenti. Un importante tassello nell'avvicinare le 2 più grandi città della Sicilia, Palermo e Catania, ma non pensate al Frecciarossa che collega Roma a Milano a 300 km all'ora. Rimarrete delusi. Sicilia parliamo di alta capacità, quindi la possibilità, avendo 2 binari, un binario per direzione, di poter veicolare più treni lungo la linea. In questo momento stiamo andando a 140 con punte di 150 km orari. Oggi abbiamo treni con velocità massima come questo a 160 km orari. Bisognerà aspettare i nuovi mezzi per poter sfruttare al massimo le potenzialità di questa linea. Restano da completare ancora 140 km da doppio binario da realizzare entro il 2030, quando ha annunciato il ministro Salvini per Catania a Palermo basteranno 2 ore. Ho preferito prendere il treno perché credo che rispetto al pullman sia più comodo. Catania a Palermo in 3 ore come le sembra? Esagerata. Eccoci arrivati a Palermo, sono le 12:29, come previsto abbiamo impiegato 2 ore e 57 minuti per percorrere questi 242 chilometri. Nel confronto con l'autobus vince il gommato, non tanto sul tempo che sotto 3 ore. Sui costi 14 euro il bus contro 17,20 euro del treno e soprattutto per il numero di corse, meno di 10 al giorno per il treno contro 1 ogni ora o più per gli autobus. A Messina cresce l'attesa per la mobilitazione che vedrà i movimenti No Ponte in piazza sabato pomeriggio. Oggi l'assemblea degli attivisti che ha spiegato le motivazioni della manifestazione. Francesco Triolo. Sarà una grande manifestazione della volontà popolare, assicurano così i rappresentanti dei movimenti No Ponte, che hanno illustrato le motivazioni che animeranno il corteo nazionale contro il ponte sullo Stretto in programma sabato pomeriggio a Messina. Nonostante la bocciatura da parte della Corte dei Conti e la delibera CIPES che avrebbe dato il via libera al progetto definitivo, la macchina del ponte sullo Stretto continua a muoversi e sarà così ancora per tanto tempo, e la preoccupazione dei movimenti. In questo momento storico per noi è molto importante non abbassare la guardia, non pensare che le pronunce favorevoli a noi, alla nostra causa, da parte della Corte dei Conti stiano chiudendo la partita. La partita si chiude soltanto con una mobilitazione dal basso, una mobilitazione costante e duratura nel tempo, ed è quello che cerchiamo di fare da tanti anni e continueremo a fare anche in futuro. Sulla manifestazione del 29 è stata costruita una convergenza di realtà provenienti da tante parti del Sud e che ha dato vita all'appello Il Sud Unito contro il Ponte. Saranno presenti esponenti nazionali come Ellis Klein ed Angelo Bonelli. Preparato un appello
che è il Sud Unito contro il Ponte sullo Stretto, a cui hanno aderito tantissime realtà della Calabria e della Sicilia, e queste qua porteranno le ragioni del Sud, e l'obiettivo è quello di contendere le risorse economiche che in questo momento vengono appostate sul Ponte sullo Stretto per avere invece, come diciamo noi nel documento, case, lavoro, sanità e istruzione. Palermo, dettagli inquietanti dall'indagine sul traffico di droga e telefoni nel carcere Pagliarelli. Notificato l'avviso di conclusione indagini anche al neomelodico Nico Pandetta, coinvolti agenti penitenziari che secondo l'accusa avrebbero favorito gli ingressi illeciti. Eva Spampinato. Un preziario da mercato nero con cifre da capogiro dentro le celle del Pagliarelli. Una canna al prezzo di 3 pacchi di sigarette, cioè circa 20 euro. Un grammo di hashish tra i 100 e 150 euro. Un grammo di cocaina arrivava a costare anche 500-600 euro. Per i telefoni si dovevano sborsare 500 euro. E questo è lo scenario che emerge, secondo gli inquirenti, dall'inchiesta sul traffico illecito che avrebbe trasformato il carcere in una piazza di spaccio chiusa. Nelle carte compaiono anche episodi di pestaggi contro chi non rispettava le regole del sistema. L'avviso di conclusione indagini è arrivato per 35 dei 48 condannati, tra loro anche il cantante neomelodico Nico Pandetta, seguitissimo sui social, e nipote del boss Turi Cappello, già al centro di polemiche per le sue frequentazioni. Secondo la procura, alcuni agenti penitenziari avrebbero agevolato l'ingresso di droga e telefoni dietro compenso. 10 indagati andranno a giudizio immediato. Ancora a Catania, servizi sociali e tutela dei minori. Nel quartiere di San Nulla aperto un polo di ascolto per la famiglia, coinvolti anche i comuni di Misterbianco e Motta Sant'Anastasia. Tonino De Mano. La persona e la famiglia come nucleo fondante della comunità, un polo capace di offrire percorsi a sostegno della tutela dei minori e a supporto della bigenitorialità. Catania è capofila di un progetto che racchiude anche i comuni di Misterbianco e Motta Sant'Anastasia, compresi nel cosiddetto distretto sociosanitario 16. Taglio del nastro alla presenza del sindaco Trantino e prima uscita ufficiale per il neoassessore Spoto. È un polo fondamentale soprattutto all'interno di un territorio complesso. Questo è stato voluto fortemente dall'amministrazione Trantino e dal precedente assessore Bruno Brucchieri, proprio per cercare di non lasciare nessuno indietro. La famiglia è un elemento fondante della comunità, deve essere sostenuta soprattutto nei momenti di fragilità. Parola a chi lavora sul campo da anni, come la cooperativa Prospettiva, che può contare adesso su rinnovati spazi. Quindi siamo riusciti ad ampliare l'offerta dei servizi e ad integrare, oltre allo spazio neutro, uno sportello di ascolto per le famiglie, dove appunto le coppie genitoriali, anche al di là di quelle che possono essere separazioni conflittuali o momenti di particolare difficoltà, ritrovano uno spazio in cui confrontarsi con gli operatori e riuscire poi a gestire fuori dal servizio appunto tutte le dinamiche difficili che a volte si presentano in ambito familiare. La struttura di via Fiorita 7 a San Nullo diventa così un polo di riferimento per i servizi sociali in grado di ospitare ed accompagnare nuclei familiari che versano in condizioni di fragilità. Apre ad Agrigento la mostra sull'oro rosso di Sciacca. Corallo, gioielli e mappe storiche raccontano una straordinaria epopea tra mito e storia. Davide Sardo. Un viaggio nell'anima più preziosa del Mediterraneo. È stata inaugurata al Museo Archeologico Pietro Griffo la mostra dedicata all'affascinante oro rosso di Sciacca. Una selezione della straordinaria collezione Nocito del neonato Museo del Corallo, parte del dossier di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2026, approda ad Agrigento fino al 30 novembre. Ci sono 14 pannelli espositivi che raccontano la scoperta dei banchi fossili di corallo, la loro coltivazione e tutto quello che si innescò a Sciacca e dintorni con la corsa all'oro, il boom economico, la lavorazione del corallo, di cui poi la mia famiglia è uno degli ultimi testimoni di quell'epoca. Rami di corallo subfossile, antichi strumenti di bordo, mappe d'epoca e gioielli rarissimi raccontano una storia che unisce mito e realtà, mare e artigianato, 800 e 900. Il corallo di Sciacca con la sua storia è un patrimonio che va donato al mondo, quindi non solo a Agrigento, ma speriamo di poter andare in altri luoghi
per far conoscere questa meravigliosa terra. Un'esposizione che ripercorre anche la leggendaria corsa al corallo esplosa dopo la comparsa dell'isola Ferdinandea e la scoperta del grande giacimento sottomarino al largo di Sciacca. Adesso parliamo di teatro. Il maestro mondiale del trasformismo Arturo Brachetti arriva a Catania per 3 serate evento con un nuovo spettacolo, Tadà Storie di Varietà, in cui Brachetti ripercorre la storia del varietà dalla commedia dell'arte a TikTok. Luca Ciliberti. Si dice che il varietà sia morto, ma il varietà non muore mai perché è nel nostro DNA. Adesso sono diventati social, no? I contenuti di 1 minuto che uno sfoglia con una grande varietà di immagini, sempre con gli stessi argomenti: sesso, spirito, sogno. Un excursus della storia del varietà, dalla commedia dell'arte fino ai giorni nostri, tra aneddoti, memoria popolare, musica e immagini. Arturo Brachetti arriva a Catania con un nuovo spettacolo che ripercorre 150 anni di varietà in modo intimo ma anche sorprendente. Il primo appuntamento è per questa sera al Teatro Ambasciatori di Catania. Si replica domani e venerdì 28. Soffermandomi soprattutto nel Novecento, con dei numerini, delle personificazioni, quindi farò Gastone, il Petomane, delle canzoncine Paolo Poli, le canzoncine anche porcellose, quelle di sicuro ci sono perché il varietà era la patria della libertà di parola. Allora, chi l'ha ammazzato? Ma tutto quelle che sono. Un racconto vivo, costruito tra i bauli, il pianoforte, oggetti iconici e proiezioni. Io sono nato nel varietà, io ho fatto un'audizione per Macario, penso nell'81, e poi sono andato a Parigi con le mie valigie e sono nato artisticamente nel varietà. Un viaggio teatrale che inaugura la 13ª edizione di Palco Off, rassegna dedicata al teatro contemporaneo e indipendente. È la vocazione della nostra rassegna che getta il cuore oltre l'ostacolo, proponendo una stagione divisa in 2 sezioni, una di ovvero di spettacoli off che erano fringe un tempo ma che sono entrati nel grande circuito, come Baccalà con cui abbiamo debuttato, Brachetti che è il maestro del trasformismo ma è off a tutti gli effetti. E adesso una pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. Domani la conferenza stampa dell'allenatore del Catania Domenico Toscano, che anche oggi ha lavorato sulle ipotesi di formazione per sostituire l'infortunato Cicerelli. Quaini può essere considerato l'ago della bilancia delle scelte del tecnico. Francesco Triolo. Il grave infortunio di Emanuele Cicerelli è stata una mazzata per il Catania, per Toscano che perde uno dei giocatori più in forma, ma anche per il gruppo che aveva trovato quel leader in campo a cui aggrapparsi. Come è stato per Aloi, Chilafi e Ierardi, la compattezza della squadra si vede anche nel momento più difficile per un compagno. Noi abbiamo fatto un grandissimo lavoro in estate per costruire una squadra, un gruppo forte, che anche nei momenti di difficoltà sa come lavorare insieme per portare questo club sempre in avanti. Toscano deve trovare nuove soluzioni, quindi, e anche stamattina la squadra ha lavorato secondo le indicazioni del tecnico per capire sul campo l'ipotesi più praticabile. Il tassello più importante, l'ago della bilancia delle scelte del tecnico, può essere Alessandro Quaini, rientrato dalla squalifica dopo aver scontato il turno di stop, può mettere a disposizione la sua duttilità. Domenica scorsa in mezzo al campo c'era la coppia di Tacchio-Corbari, adesso sarà interessante vedere se Quaini tornerà a prendere il proprio posto in mediana al posto di Corbari oppure schierato in difesa come braccetto destra preferito ad Allegretto, che da ex di turno scalpita per giocare a Picerno e contro il Latina ha dimostrato di essere sul pezzo. Proprio per questo potrebbe anche essere riconfermato, visto anche le assenze di Pieraccini e Ierardi. E il dubbio maggiore che Toscano si porta dietro. Domani il tecnico parlerà in conferenza stampa anticipata di un giorno, così da permettere rifinitura e partenza immediata al gruppo nella mattinata di venerdì. Una breve pausa, tra poco con altri aggiornamenti. E per questa edizione nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata.